La svolta arriva mentre i suoi compagni di classe sono impegnati con la seconda prova, quella di matematica. Domenico Mauro Antonio, quella drammatica notte del 10 maggio a Milano, sarebbe stato solo quando è precipitato dalla finestra del quinto piano dell'albergo dove era in gita con la sua classe. È l'ipotesi a cui gli inquirenti, allo stato attuale delle indagini, propendono. Dunque verrebbe esclusa la presenza di altre persone al momento della tragedia. Non è così però per l'avvocato della famiglia di Domenico. Di fronte a questa ipotesi rispondo che attraverso l'esame delle mie investigazioni ad oggi espletate, ivi compreso il sopralluogo fatto lunedì su martedì, tutta la notte, e tutte le indagini da me espletate che cominciano ad essere veramente consistenti, posso dire che non escludo affatto che vi siano state altre persone presenti. Da settimane sono state raccolte le testimonianze degli studenti che erano in gita, dei docenti che li accompagnavano e degli altri ospiti dell'albergo. Nessuno ha sentito urla o confusione tra le 5:30 e le 7 del mattino, arco temporale in cui è stata collocata la morte di Domenico. Di rilievo per le indagini della squadra mobile milanese le intercettazioni e i messaggi WhatsApp dei compagni di classe del liceale del Nievo. Devono essere ancora terminati però gli accertamenti sul DNA trovato sotto le unghie, mentre non sarebbero state trovate tracce di materiale biologico sul livido riscontrato sul braccio dello studente. Quel che è certo è che il ragazzo nello stomaco aveva un grosso quantitativo di alcol non ancora assimilato e che è stato male prima della morte data la presenza di feci nel corridoio fino alla finestra. Ma l'avvocato della famiglia Mauro Antonio vuole vederci chiaro. Ora io proseguo a portare avanti altre attività di indagine, perché il fine degli investigatori pubblici del pubblico ministero è uguale in tutto e per tutto a quello mio quale difensore della famiglia: accertare i fatti, accertare la verità.